A Zittellina è stato un poco difficile. Io ho perso la mamma a 5 anni, eravamo 5 zittelli in casa, e babbo solo. Pastore, sapete la vita di un pastore, ciò che è, partì a mane e giungì a mezzogiorno troscio e non c'era mica un pantalone di riscambio come avevamo, non sappiamo manco più quanto ne avevamo pantaloni. Che tanto quando non avevi 2 o 3 al massimo, beh, la vita era altra cosa, era un'altra maniera di vivere. Vabbè, le annate, voglio dire, i primi anni sono stati talmente difficili, questione di igiene, non c'era nulla. Dusci, ci voleva sorta a lavare la fontana. Dopo, ben sicuro, quando ho cominciato a crescere, che ho cominciato a lavorare, c'era un po' di moneta, pure io andavo a bar, via a Grenadino, via. Ecco, giungì a dipendermi da per me, perché in casa moneta ce n'era poche mica. La vita non si è fatta così, un regretto nudo, c'è pas di regretto. Ben sicuro che arrivo al sud via in corsa come mora gente, i giovani non vanno più parte. E mi è dispiaciuto di chiudere la corsa. Ma quando ho visto ciò che era la vita in continente, ho detto non metterò più i piedi, mica non mettere più i piedi in corsa, ma ho detto voglio stare in continente, guadagnare la mia vita in continente. La vita era troppo difficile. Non c'era né igiene, né si soffriva di tutto questo affare. Sapete, quando piglia la doccia con l'acqua calda e tutto, innanzi si lavava, mi lavavo la fontana, che dovevo sedere in aglio o d'estate. La vita per me era troppo difficile. No, ma i giovani, hanno un'altra vita, non è più la stessa come noi. Noi eravamo obbligati ad andare verso l'anziano, perché ne avevamo bisogno, avevamo un certo bisogno. Ma io non hanno mica bisogno di noi. Che volete imparare? Tenere tutto. Io sono stato zittello, c'era poco a fare per musarsi. Qui non è troppo. Una moto, una vettura, non è più contatto con noi. E da che non gli diamo qualcosa, vi faccio un po' la grimassa.